La ragione di questa conferenza stampa, che è stata convocata soltanto questa mattina, è per dare un annuncio molto gioioso, che è la visita di Papa Francesco alla Chiesa e alla città di Verona il prossimo 18 maggio 2024. Con queste parole, nel corso di una conferenza stampa straordinaria convocata senza preavviso, il vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili, ha annunciato la visita in città di Papa Bergoglio nella vigilia di Pentecoste per partecipare a una grande manifestazione per la pace in programma all'Arena, che vedrà coinvolte la comunità religiosa, le associazioni e i movimenti pacifisti. Il pontefice visiterà quindi il carcere di Montorio, lo stesso dove si trova ora rinchiuso anche Filippo Turetta, omicida reo confesso di Giulia Cecchettin. Nel carcere il Papa incontrerà ovviamente gli ospiti e starà a tavola con loro. Infine Papa Francesco celebrerà la messa allo Stadio Bentegodi. L'ultima visita di un pontefice a Verona risale al 2006. Nell'ottobre di quell'anno Benedetto XVI partecipò al convegno della Conferenza Episcopale Italiana. Il prossimo 21 maggio Verona celebrerà i 1650 anni dalla morte di San Zeno. Verona crocevia di popoli, secondo il Papa, e dunque spazio adatto al confronto e al dialogo. In questi tempi così drammatici, in cui talora sembra facile perdere la speranza, questa notizia della visita di Papa Francesco è senz'altro una buona notizia che viene a confermare questa chiesa di Verona e la città di Romeo e Giulietta, secondo quella promessa che è scritta nel Salmo 85: giustizia e pace si baceranno.